iniziamo questa nostra avventura, che è un'avventura che nasce grazie alla collaborazione tra la nostra casa editrice, l'organizzazione di eventi e il Museo Diocesano Francesco Gonzaga. Quindi è un grande onore iniziare questo cammino che durerà fino al 16 giugno. Il Museo Diocesano è onorato e felice di ospitare questa manifestazione che mostra ancora una volta come il Museo Diocesano di Mantova sia tra le realtà museali più vivaci, più attive della nostra città, a discapito dei pregiudizi che spesso sono legati ai musei ecclesiastici. Se voi andate all'ultima Biennale vedete che c'è un critico d'arte che sembra Gino Brigida, travestito da donna e forse, non so, per inclinazioni sessuali, fa quel cazzo che vuole, scusa che sei qui dai preti, ma voglio dire anche i preti fanno quel cazzo che vogliono, quindi ora uno pensi siamo in varietà, e però lui è il sacerdote del vostro futuro, del vostro presente, cioè quello che fa il padiglione Italia. Parliamo dell'Italia perché il mondo è molto complesso e si vede alla Biennale come quella complessità sia stata ridotta e mortificata scegliendo le cose più brutte del mondo, cioè questo è l'indice. Andiamo alla ricerca di 70 cagate le più brutte del mondo in tutti i paesi e le portiamo alla Biennale. Questo è il metodo vitale Rugoff, ma quello diciamo è il mondo. E insomma, non vi resta che sperare che diventi presidente della Biennale o anche ministro, una delle due cose, in maniera tale che possa portarvi in seguito con i vostri desideri nel luogo dove sono entrati 4.000 che finché saranno vivi potranno dire sono andato alla Biennale, ma che possono dire se io non ritorno non avrò più speranza di tornarci, perché dovranno a pagare essere utili alla mia Biennale invece che quella di questi spaventapasseri, di questi portaiella che fanno la Biennale solo per i cazzi loro. Bel percorso, abbiamo oltre 650 opere tra dipinti, sculture e fotografie, anche della video art, e più di 400 artisti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. È un progetto che è nato l'anno scorso grazie anche al Museo Diocesano Francesco Gonzaga, che oggi ci ospita, e quindi siamo felicissimi di questa inaugurazione e di queste giornate espositive che si terranno. Abbiamo artisti che vengono dal Brasile, artisti che vengono dalla Cina, dal Giappone, e quindi tutti i 5 continenti senz'altro rappresentati. Abbiamo la video art, abbiamo la scultura, la fotografia, tutte le discipline pittoriche, quindi l'acquarello, la pittura tradizionale ad olio sono qui presenti, insomma, ce n'è per tutti i gusti. We are here with Pantanal. Pantanal is part of UNESCO World Heritage Site. I'm a photographer and I'm very happy to be here. My name is Hayat Saidi. I'm coming from Morocco and I am very happy today to take part for this Biennale in Mantova. Thank you very much. È un piacere essere qui, in particolare appunto a questa Biennale di Mantova, e espongo quest'opera dedicata al grande critico Vittorio Sgarbi. E il mio omaggio è speciale perché, come tutte le opere realizzate da me con la mia tecnica, è fatta con i materiali di recupero, prevalentemente plastica raccolta dalle spiagge italiane.
Questi artisti comunque sono stati selezionati dopo un attento lavoro. Noi molti di loro già li conoscevamo perché hanno partecipato con noi a diverse esposizioni precedentemente. Altri invece comunque hanno mandato il proprio curriculum, hanno mandato le fotografie oppure ci hanno segnalato il proprio sito web. Noi siamo andati comunque a visionare, abbiamo visionato migliaia di artisti e a quelli più meritevoli comunque abbiamo dato questa bellissima opportunità di essere qui oggi.